Un cordiale saluto a tutti, bentornati a un nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Fortissimi temporali hanno agito sul Veneto, soprattutto sul comparto centro-orientale, con un forte downburst che ha coinvolto soprattutto le zone del Trevigiano. Questo a causa della coda di una perturbazione che ha portato grandinate importanti in serata sull'Emilia, ma anche sul Veneto. Infatti a Ceggia nel veneziano grandinate fino a 3-4 cm di diametro. Correnti quindi fresche e instabili che hanno portato del maltempo, ma che nel corso dei prossimi giorni, a partire da venerdì, un transito di una forte perturbazione proveniente dai quadranti nord-occidentali di origine atlantica con aria molto fredda farà calare notevolmente le temperature a partire dal nord-ovest, per portare maltempo poi anche in estensione al centro Italia e sul nord-est. Nel corso della prossima settimana notiamo come avremo ancora della locale instabilità sulle prealpi, sulle Dolomiti, mentre le temperature saranno in media col periodo per l'anticiclone azzurriano, che garantirà comunque caldo sopportabile. Giornata di giovedì con il transito di primi temporali da ovest verso est, forte maltempo che si svilupperà sulla Lombardia e sul Piemonte, in diffusione poi nella nottata anche sul resto delle regioni centrali dell'Italia e al nord-est. Seguirà poi da domenica un parziale miglioramento delle condizioni meteo su gran parte dei settori pianeggianti, mentre continueranno a dominare dei temporali rovesci nel corso delle ore pomeridiane e serali da domenica fino all'inizio della gran parte della settimana. Rischio quindi di forti temporali soprattutto sul Basso Veneto, su gran parte del nord-ovest, lungo il comparto ligure e localmente anche sul Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Notiamo quindi come da questa grafica il transito della perturbazione lascerà spazio a un recupero dell'anticiclone azzurriano con temperature massime non oltre i 30 gradi e ancora la presenza di temporali sparsi nelle ore pomeridiane. Tendenza successiva che vedrà dal 5 luglio una possibile rimonta dell'anticiclone africano da sud-ovest per l'allontanamento delle correnti instabili, ma tutto da confermare. Come sempre vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti meteo, iscrivetevi al canale.